Bentrovati. Nel 2009 il governo Berlusconi, per volontà dell'allora ministro dell'Interno Maroni e la complicità del guardasigilli Alfano, istituì il reato di immigrazione clandestina. Era una bandierina innalzata da una destra oscurantista che i giuristi già allora bollavano come un obbrobrio, una stupidata populista. Per cui Renzi, quando stava al potere, quando stava scalando il potere, si fece portabandiera di coloro che volevano abolire. Ora pare fosse uno scherzo, per il momento non se ne fa nulla. Ecco cosa dichiara Angelino Alfano, attuale ministro dell'Interno, in un'intervista rilasciata a Repubblica sul reato di clandestinità. È un condensato di tutto ciò che non dovrebbe essere la politica. Dice Alfano, il reato di clandestinità non ha funzionato e non funziona, ma non possiamo abolirlo perché la gente in questi momenti si spaventerebbe. Traduzione, il reato di clandestinità è una boiata che non serve a nulla, ma serve a tranquillizzare gli italiani, trattandoli in tal modo da imbecilli, e candidamente confessa che sta accarezzando la pancia dei cittadini meno preparati, cercando il consenso nelle forme più basse, mentre Renzi avrebbe dovuto abolire questo reato perché il Parlamento, con una legge delega del 2 aprile del 2014, dava questo mandato al suo governo. La delega era stata approvata con i voti del Partito Democratico, NCD, SEL e Movimento 5 Stelle. Allora Renzi l'aveva salutata come una sua vittoria personale, invece grazie ad una classe politica cialtrona che bada solo al consenso immediato, chissà quando questo obbrobrio giuridico verrà azzerato. Da questo governo solo chiacchiere è distintivo. Infatti tutti gli addetti al contrasto sull'immigrazione dicono chiaramente che questa fattispecie di reato non è solo inutile, ma ostacola il loro lavoro. Ad esempio, il procuratore di Agrigento, Renato Di Natale, un magistrato in prima linea su questo fronte, dichiara che questa legge non è stato un deterrente al fenomeno immigrazione, ma ha ostacolato le indagini ed ha intasato inutilmente gli uffici, impegnando cancellieri e segretari in migliaia di singoli processi. Ad Agrigento gli indagati sono 25.000, tanti quanti sono sbarcati dal 2014, e visto che nel 2015 gli sbarchi sono quasi raddoppiati, la norma non ha avuto nessun effetto deterrente. Prosegue sempre il procuratore di Agrigento: per ognuno di essi si deve aprire un fascicolo e scrivere il nome, spesso falso, nel registro degli indagati, e salvi i casi di rifugiati arrivare ad una condanna di 5.000 euro che chi arriva senza neanche le scarpe non può pagare. Ad Agrigento i 13 pubblici ministeri che hanno aperto 50.000 fascicoli in 3 anni non ricordano una sola condanna eseguita, una sola multa pagata. Anche Franco Roberti, procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, dice che il reato di immigrazione clandestina è un ostacolo alle indagini. I dati ci dicono che non hanno nessuna funzione dissuasiva. Per poi continuare: se un migrante viene sentito come imputato può tacere, trincerandosi dietro la facoltà di non rispondere, o peggio, depistare le indagini, mentre se è sentito come persona informata sui fatti è obbligato a parlare e dire la verità. Inoltre, evitando di sentire il migrante come imputato, lo Stato risparmia, perché non ci sono i costi del difensore d'ufficio nelle fasi dell'audizione e fino alla conclusione del processo. Infatti questa legge impegna migliaia di magistrati, avvocati, poliziotti, cancellieri, interpreti, e per fare un solo esempio sui costi, visto che quegli immigrati non se lo possono permettere, un avvocato d'ufficio per questo tipo di cause costa mediamente allo Stato 500 euro. Insomma, questa norma è un disastro sotto ogni profilo, eppure grazie al più becero populismo passa l'ansioma ridicolo e falso per cui il politicante che ritiene utile il reato di immigrazione clandestina come un fatto legalitario e di contrasto all'immigrazione selvaggia, per una buona parte della popolazione è ritenuto un uomo politico cazzuto. A questo proposito mi viene in mente quello che usa tante felpe, mi pare si chiami Matteo Salvini, il cattivista per antonomasia, mentre chi vorrebbe abolirlo è un buonista imbelle, incapace di gestire questa fase storica di immigrazione selvaggia. Qualche anno fa un signore, si fa per dire, gratificare l'elettore che votava il partito suo antagonista come un coglione. Ora invece questi renzoidi, alfanoidi e compagnia cantando ci dicono che gli italiani, essendo degli imbecilli, non capirebbero. Io penso sia giunta l'ora di svegliarci prima che sia troppo tardi e mandare a quel paese questi pifferai magici e quegli apprendisti stregoni che, nascondendosi dietro a degli stupidi slogan, ci raccontano fiabe più adatte a bambini che a cittadini consapevoli. Ma forse è troppo tardi. L'Italia
è già una repubblica delle banane. Questi pifferai magici e quegli apprendisti stregoni che, nascondendosi dietro a degli stupidi slogan, ci raccontano fiabe più adatte a bambini che a cittadini consapevoli. Ma forse è troppo tardi, l'Italia è già una repubblica delle banane.